con calma perché qui è pericolosissimo. Ecco, lì c'è la sorgente e adesso andiamo giù perché arriva anche temporale, sento tuonare e sarà meglio darsi una mossa con prudenza, però, perché anche qua la strada non è benissimo. Basta vedere qua. Occhio agli imprevisti perché è pieno di tronchi, rocce, buche e quant'altro. Questo è un pezzo difficile, eh? Dear Creek. Aspetta che bisogna controllare a un certo punto anche la direzione. Non vedo altre strade però. Ma bello scavato più dell'ultima volta. Forse è qua il video, controllo. Qua dice località Pezzeda, ma sinceramente forse è meglio fare questa. Via! Bagnato e questo non mi piace. Oltre alle ortiche, questa nasconde anche le pietre, i tronchi e le buche. Non so se con Tony avevamo fatto questa qua, non me lo ricordo. L'erba è molto alta.
Piano, 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 piano. C'è la traccia di un'altra bici. Guarda che meraviglia. Non male, dai. Bel posticino. Meglio sto tratto qua, lo consiglio. Qua altre indicazioni. Questo riusciamo a saltarlo. Fatto. Occhio qua, le liane. Sì, lo riconosco ora. Questo è quello che abbiamo fatto con Tony la prima volta. Andiamo a vedere chi c'è qua. Guarda che bella casetta, proprietà privata. Con Tony siamo venuti giù di qua, forse dopo abbiamo girato a destra. Dai. Disestata ma carina. Tratto è particolarmente scassato. Attenzione ai lavori in corso, ok? Eccoci qua, arrivati. A sinistra c'è località Guatta ma non c'è niente. Piano, ok.
Cristo, che pelo, cazzo, sto per finire dentro il fosso, stavolta rischiavo di farmi male, e sì che ho frenato in anticipo, qua c'è il sentiero degli alpini. Speriamo solo che non sia vietato, non ho visto divieti. Infatti non l'ho mai fatto. Se è tutto così, ovvio non è proprio il massimo in bici. Ce la faccio io, ma non ho mai visto sta zona qua, bellissima. E dobbiamo fare tutto il giro, qua bisogna risalire però. Bello il percorso, ma non lo consiglio in bici perché non c'è spazio per manovrare. Tutto il resto scalini e portaggi, e in alcuni punti la bici proprio non ci passa. Adesso non ci passa il manubrio. Anche perché se poi adesso passa una persona o un gruppo di persone sono cacchi. E questo è il pontile. Qua diciamo che finisce il nostro giro di oggi. Non siamo riusciti a fare il 970, abbiamo fatto l'altro versante che comunque era in programma, e abbiamo anche esplorato un pezzettino in più.